Gli italiani residenti all'estero al 1° gennaio 2018 sono più di 5 milioni secondo le stime ufficiali, emigrati o figli di emigrati che hanno raggiunto il continente nel corso dei decenni, seguendo la traccia della grande fase migratoria che da fine 800 agli anni 60 ha visto famiglie intere lasciare l'Italia alla ricerca di condizioni di vita migliori di quelle che il loro paese poteva offrire. In soli 40 anni, tra il 1876 ed il 1975, circa 25 milioni di italiani hanno scelto di emigrare verso l'Europa e le Americhe e di queste una percentuale molto alta proviene dalle regioni meridionali e dalla Sicilia in particolare, toccando naturalmente anche alla provincia di Agrigento. Dopo l'esplosione della crisi finanziaria ed economica, nel nostro paese degli ultimi anni l'emigrazione è ripartita. Si passa dai 36.000 persone del 2007 ai 50.000 nel 2011 per arrivare a circa 128.000 nel 2017. Molte di queste provengono dalle regioni meridionali. Si è tornato a parlare nuovamente di immigrazione italiana, nonostante il dibattito si sia concentrato prevalentemente sugli immigrati, sul tema della sicurezza, anziché sulle partenze dei nostri figli. Ma si è ricominciato a parlare di immigrazione soprattutto in termini di fuga dei cervelli ed in particolare delle fasce più giovani della popolazione. La disoccupazione giovanile è cresciuta, passando dal 20% al 33%, ma è cresciuta soprattutto la cosiddetta disoccupazione intellettuale. La nuova migrazione tocca tutti da vicino, chiunque di noi oggi ha un parente, un amico, un collega, un compagno, qualcuno che ha deciso di lasciare l'Italia per trasferirsi all'estero. Una nuova dimensione legata ai social degli anni 2000, ai blog in cui ci si informa delle ragioni del trasferimento, del come sarà l'arrivo, la ricerca di una casa e di un lavoro, le difficoltà con la lingua, i primi contatti con la comunità ospitante, il processo di inserimento nel paese ospitante. Storie molto diverse tra loro ed ognuna molto speciale a suo modo, che grazie all'aiuto di WhatsApp e dei social network è diventato facile, simpatico vedersi, parlarsi ed anche incontrarsi, parlando di successi e di soddisfazioni, ma anche di difficoltà e fallimenti. Qualcuno dopo un'esperienza più o meno lunga all'estero è rientrato in Italia, scelta motivata da difficoltà a trovare un'occupazione degna, a costruire un proprio percorso familiare ed un futuro più speranzoso per le nuove generazioni, quel futuro che in tanti oggi scelgono di cercare altrove.